Eder. Mac. Pallister. Ricostruiamo insieme il percorso che avrebbe fatto Liliana la mattina del 14 dicembre una volta uscita di casa. Dati certi, il suo contapassi registra il movimento alle ore 8:38. Dato certo, chiama Claudio Sterpin alle 8:22 al quale riferisce che si prepara ed esce. Dati delle telecamere. Occorre sottolineare che stando a quanto dichiarato dalla polizia all'orario impresso sui video delle telecamere vanno aggiunti 5 minuti poiché l'orario delle stesse era sfasato. 8:46 minuti e 26 secondi ripresa dalla telecamera indicata come cam 1. 8:46 minuti e 33 secondi ripresa dalla telecamera indicata come cam 2. 8:47 minuti e 12 secondi ripresa dalla telecamera indicata come cam 3. 8:47 minuti e 34 secondi ripresa dalla telecamera indicata come cam 4 alla fine di via Damiano Chiesa. 8:48 minuti e 27 secondi ripresa dalla telecamera indicata come cam 4 mentre gira l'angolo di via San Cilino. Analizziamo il primo tratto di strada percorso da Liliana da casa fino a quando gira l'angolo di via San Cilino dopo aver gettato l'immondizia ai cassonetti. Come tempo di percorrenza possiamo rilevare che, considerato il tratto da casa ai cassonetti sono 400 metri, il tempo di percorrenza medio calcolato da Google Maps sono 5 minuti. E aggiungendo un minuto circa per buttare la spazzatura ai cassonetti, 8, 48 e 27 meno 6 minuti, Liliana dovrebbe essere uscita di casa alle ore 8:42 circa. Fino a qui ci siamo. Analizziamo ora però il secondo tratto di strada, cioè quello che va dall'angolo di via San Cilino a piazzale Gioberti. Questo tratto di strada è lungo 300 metri. Tempo di percorrenza secondo Google Maps 4 minuti. Se Liliana parte dall'angolo di via San Cilino alle 8:48 minuti e 27 secondi più 4 minuti di percorrenza non potrebbe arrivare a piazzale Gioberti prima delle 8:52 minuti e 27 secondi. Alle ore 8:50 minuti e 16 secondi, la donna viene ripresa dalla telecamera di videosorveglianza frontale dell'autobus linea 6 vettura numero 1927 mentre, sul piazzale Gioberti, sta attraversando la strada. Sembra impossibile che un tratto di strada da percorrere in 4 minuti venga percorso in soli 2 minuti. Pertanto dobbiamo considerare l'ipotesi che l'orario della telecamera dell'autobus è sbagliato o è sbagliato quello delle telecamere della scuola di polizia. Se analizziamo il percorso totale dei 750 metri che dividono la casa e piazzale Gioberti e aggiungiamo un minuto di sosta ai cassonetti, Liliana avrebbe dovuto impiegare in tutto 10 minuti. 9 minuti di cammino, 1 minuto per buttare la spazzatura, quindi, stando alla telecamera dell'autobus dovrebbe essere uscita di casa alle 8:40 minuti e 51 secondi. Ricordiamoci però a questo punto un dato certo, il suo cellulare viene spostato per l'ultima volta alle 8:38. Presupponiamo quindi che Lilly posi il suo cellulare sul tavolinetto, prenda la borsa, si infili il cappotto, prenda i sacchi della spazzatura. Va per uscire dal portone ma si accorge di non avere più il suo mazzo di chiavi, quindi deve prendere il mazzo di riserva, apra la porta, richiuda la porta, scenda quei pochi scalini. Apra il portoncino e lo richiuda dietro di sé per avviarsi verso via Damiano Chiesa. Domanda: tutte queste manovre si possono fare in soli 2 minuti? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.